in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci puntuali come ogni mercoledì con lo Sportello Pensionati. Vediamo subito chi sono i nostri ospiti di oggi. Con noi Ennio Tognutti dell'FNP CISL di Udine e Angelo Zanello dell'FNP CISL di Codroipo. Tra l'altro lo ricordiamo che Angelo è anche agente sociale. Buon pomeriggio, come state? Tutto bene? Da un po' che non ci vediamo anche con Ennio. Buon pomeriggio a tutti. Insomma. Saluto tutti i nostri iscritti, innanzitutto. Siamo un po' in difficoltà, ingabbiati così, però dobbiamo... Va bene. Benissimo, perfetto. Perfetto, sì. Ma neanche si vede, quindi cosa commenti? Ecco, quindi neanche ci si accorge, quindi andiamo avanti con la trasmissione. Allora, intanto vediamo quali sono le aspettative del sindacato per quanto riguarda il nuovo governo. Una domanda che avevo posto anche mercoledì della scorsa settimana, per adesso abbiamo le idee più chiare, sappiamo quali saranno i nostri riferimenti, le persone che praticamente sceglieranno per noi, almeno la squadra è fatta. Ma diciamo che le attese e le aspettative sono tante, e anche se bisogna premettere che non si può immaginare che qualcuno, anche una squadra eccezionale, riesca a fare in poco tempo quello che non è stato fatto in qualche decina d'anni. Però aspettarsi che vengano affrontati i problemi più urgenti, e dico al di là del problema della pandemia, che è un problema che era già stato inquadrato, ha grossi problemi di correzione organizzativa per la gestione, però dobbiamo immaginare che se non cominciamo a pensare oggi a quel che dovremo fare domani o quello che succederà domani, i problemi diventano non affrontabili. Quindi da questo governo ci aspettiamo che faccia delle cose veloci per avviare la ripresa dell'economia, per riavviare l'occupazione, per riavviare tutta la parte produttiva, perché è il primo passo per poter poi costruire anche qualcosa di più. Però è evidente che finché immaginavamo che l'uso anche delle risorse che ci mette a disposizione l'Europa fosse solo un problema di mettersi d'accordo su come dividerli, eravamo un po' lontani dalla possibilità di raggiungere degli obiettivi più razionali. Questa squadra di governo ha tutte le caratteristiche per poter aggredire il problema, per poter avviare tutto il ragionamento necessario sugli investimenti che devono creare lavoro, devono creare nuovo lavoro, devono essere accompagnati dalle riforme importanti sia della giustizia che della pubblica amministrazione, anche fiscale, in modo che nell'insieme il nostro Paese possa velocemente riprendersi e riavviarsi. Questo mi aspetto da questo governo, sono abbastanza fiducioso nell'autista, anche se non è di provenienza popolana, però ha dimostrato una grande sensibilità nei confronti e del mondo giovanile e del mondo del lavoro e anche nelle persone in difficoltà. Anche il discorso programmatico mi sembra ben articolato, poi bisogna vedere se le parole possono seguire anche i fatti. Bene, io entrerei nel vivo, no? Degli argomenti che dovremo affrontare nel corso della trasmissione.
Cominciamo da chi? Cominciamo da Angelo? Va bene, io Sì. più che altro, Ecco. esprimo una parte tecnica, diciamo, del problema dei pensionati. Sì. Posso solamente dire, lavorando allo sportello, quali sono le problematiche principali che le persone chiedono. Da quando non ci vediamo, con questo periodo, che cosa hai riscontrato? Quali sono le richieste più frequenti che Diciamo, ti hanno fatto allo sportello? Le richieste sono le più disparate e non telefonano solamente i pensionati, ma telefonano molti giovani che chiedono, che hanno perso il lavoro, come devono fare per avere la disoccupazione. Più che altro è questo un po' il problema. E per quanto riguarda invece i pensionati ho avuto delle problematiche riguardanti le domande di invalidità, che alle volte diciamo, vengono avanti solamente con la richiesta di invalidità e non con quella dell'handicap, per cui successivamente i familiari dicono ma io avrei bisogno di poter usufruire della legge 104 per poter stare a casa con mia madre o con mio padre, che sono invalidi al 100%. E a questo punto diciamo, si solleva un problema perché bisogna tornare dal medico, rifare un'altra domanda, perché sono proprio due domande separate. E quindi si perde tempo, no? Si perde tempo e diciamo, e anche si paga, perché dal medico questa richiesta è anche a pagamento. Sì, diciamo, queste sono comunque questa segnalazione non è solamente da te a Codroipo, No. Ho sentito anche nella scorsa puntata appunto che segnalazioni arrivano un po' da ovunque. Per cui ci preghiamo, sono queste difficoltà per cui che andrebbero superate, quindi bisogna stare molto attenti. Certo, per cui preghiamo le persone anche quando vanno a fare una domanda di invalidità, che sono quasi sempre accompagnate, di vedere, di valutare anche la parte dell'handicap per non trovarsi poi a rifare una domanda e poi anche perdere tempo e spendere anche dei soldi inutilmente. Poi volevo dire il discorso dei solleciti del RED riferiti diciamo, alla dichiarazione reddituale, che si chiama RED, riferiti ai redditi del 2018. Praticamente sono arrivate queste segnalazioni che bisogna esaurirle entro il mese di febbraio, per cui se qualcuno a casa ha ancora diciamo, il foglio arrivato dall'INPS, che si chiama, vedendo un altro, si chiama scritto Sospita RED si chiama, riferito ai redditi percepiti l'anno 2018, sapere che dovete assolutamente entro fine di mese di febbraio venire al CAF per diciamo, gestire questa pratica. Ecco, io passerei la parola a Ennio, no? Prima di dare il via alle telefonate. Diamo già il via adesso alle telefonate? Ma vogliamo aggiungere alcune altre informazioni? Me lo dici tu quando... Sì. Anche per far sapere che nonostante la difficoltà, il momento eccetera, come organizzazioni sindacali pensionati siamo sul pezzo. Adesso uno dei problemi che viene affrontato a livello romano è quello della difficoltà dei pensionati ad essere informati, ad accedere alle proprie informazioni nel sito dell'INPS, vuoi perché non tutti hanno il PIN, vuoi perché si passa lo SPID, vuoi perché comunque il gap tecnologico delle persone anziane è abbastanza elevata e quindi ci sono queste difficoltà. Tanto più che vediamo periodicamente che o per problemi fiscali, o per conguagli, o per addizionali, per detrazioni, per errori, per non presentazione dei documenti, c'è la variazione della pensione senza che l'interessato ne venga a sapere. E quindi su questo stiamo lavorando con l'INPS per trovare delle soluzioni per ripristinare un canale. È un grosso problema, per ripristinare un canale informativo seppur meno costoso o comunque più semplice. Perché ci si rivolge al patronato, ma il patronato immagino sia il patronato è estremamente in difficoltà perché deve far fronte a tante incombenze nuove anche causa Covid. E poi, se mi permetto, fra parentesi, il patronato che è stato bistrattato in precedenza
da scelte governative che hanno tagliato i contributi, i finanziamenti che peraltro erano e sono versati dalle imprese. 2 o 3 anni fa si è deciso di tagliare, sono tagliati i fondi e i finanziamenti, pur restandogli l'obbligo di fornire a tutti dei servizi. Evidentemente questo ha un po' messo in difficoltà tutte le strutture. Evidentemente anche i sindacati grossi che le appoggiano non possono finanziarli a fondo, senza fondo, e quindi qualche difficoltà c'è, e in questi momenti si vede che le strutture sono in difficoltà. Comunque c'è la necessità di poter aprire questo dialogo per fornire queste informazioni. Un'altra cosa che non vorrei dimenticarmi, per le donne che lavorano nell'ambito della scuola, si ricordino che l'opzione per andare in pensione con l'opzione donna, col 1° settembre 2021, devono presentare la domanda entro il 28 febbraio. Quindi il personale femminile che al 31 dicembre 2020 ha maturato 35 anni di contributi e un'età superiore al 58, deve farla entro il 28 febbraio. Ricordo quindi anche entro febbraio devono inserire la domanda per andare al 1° settembre. E ricordo anche per gli insegnanti dell'infanzia ed educatori degli asili nido che al raggiungimento dei 36 anni di contributi e 63 di età possono chiedere all'INPS la certificazione del diritto per andare in pensione anticipata con l'APE sociale. Se gli interessa avere la finestra per poter andare in pensione col 1° settembre. Quindi bisogna rispettare, no, determinate, altrimenti si rischia, perché tutto slitta ulteriormente. Se uno non fa la domanda, che cosa succede entro la fine di febbraio? Se uno non fa la domanda, perde l'opportunità. Non perde l'opportunità, fa la pensione, cioè fa la domanda in ritardo, non ha la continuità retributiva fra pensione cioè fra stipendio e pensione da settembre. Deve restare un periodo senza retribuzione. Ecco, qui mi scrivono e mi chiedono come funziona la NASPI. Lo spieghi tu, Ennio, o lo spiega È Angelo che le fa. Dunque, la NASPI... Perché adesso sentiremo parlare, penso, a lungo di NASPI. Sì, per superare anche il blocco dei licenziamenti ci sarà una revisione di tutti questi strumenti. Cioè, come funziona la NASPI? La NASPI funziona in questo modo: la persona che non volontariamente ma involontariamente perde il lavoro, praticamente viene licenziato, diciamo, per capirci meglio, a questo punto ha diritto diciamo, alla disoccupazione in base al tempo, ai contributi che ha versato e più che altro al tempo dal periodo in cui ha lavorato. Per cui in base al tempo che ha lavorato viene fatto un calcolo, sia il patronato che l'INPS poi lo controlla, e in base a questo calcolo, diciamo, c'è un periodo in cui lui può ricevere mensilmente la disoccupazione. Questo è quanto dice la NASPI, ecco. È arrivato un altro messaggio: sono pensionato, quando l'INPS renderà disponibile il CUD? Allora, le notizie che si hanno per il CUD è verso fine marzo. Fine marzo. Fine marzo il CUD sarà disponibile, probabilmente anche l'OBISEM, che è poi il famoso cedolino in cui il pensionato vede qual è il suo stipendio annuale. Al momento non sono disponibili. Al momento non sono disponibili. Ecco, io vorrei aggiungere una cosa, se prego, posso. Ecco, inserirei il problema dello SPID che diventa molto importante. Aggiungo solamente... Magari ne parliamo fra un attimo, perché adesso andiamo... ci facciamo una piccola pausa qui in studio. Vi ricordo che se volete potete telefonare per parlare in diretta con i nostri ospiti 0432 5735 17, oppure continuare a scrivere SMS come state facendo al 393 186 1551. Ci vediamo fra poco.
frattempo è arrivato il messaggio, un appello. Guardate che i poveri vecchi soli sono abbandonati, non vaccinati. E qui Angelo, come agente sociale, tu che cosa puoi fare? Veramente è un grosso problema che, a dire il vero, abbiamo le mani alzate in questo senso, però possiamo sicuramente interessarsi e vedere cosa effettivamente l'aiuto che possiamo dare a queste persone anziane che molto probabilmente sono sole e hanno bisogno. A questo Infatti punto, l'appello proprio di questa persona che poi mi ha appena aggiunto che vergogna, perché continua a scrivermi, ma se vuole può anche telefonarci. Ha ribadito il concetto, i vecchi soli sono abbandonati, non vaccinati, che vergogna. Quindi, ma è chiaro che se uno non è in grado di farsi da solo la prenotazione ha bisogno di avere un aiuto, se magari no, non ha parenti, non ha figli. No, è un po' difficile rintracciarli. Questo è vero, il problema per parte nostra come volontariato è un po' complesso, certo. Il rintraccio. È semplice per le situazioni in cui in qualche maniera ci siamo, anche perché nella nostra famiglia c'è l'Anteas, che è l'associazione di volontari che segue queste cose, quindi prendiamo ad esempio l'iniziativa No alla solitudine, a Udine, dove anche tutta la serie di volontari segue non so queste persone, da dove ci scriva lì ci sono contatti in grado di farlo, sono in grado di dare una mano a prenotare, sono previsti anche i trasporti per la vaccinazione. Il dato principale è che le persone o che sono sole o che sanno che c'è una persona sola devono fare riferimento ai servizi sociali, perché altrimenti è un'intromissione anche nella privacy delle persone, quindi è un discorso un po' delicato. Poi attraverso i servizi sociali anche noi come associazione di volontariato siamo disponibili al lavoro materiale, quindi non c'è un problema per gli agenti dare una mano a inserire la domanda, la prenotazione, non è un problema accompagnare, cioè il problema è il contatto se non conosci o se non sei, su quel posto particolare. Ecco. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Franco, sono un pensionato. Non la sentiamo qui in studio. Pronto? Mi sente? No, non ci arriva. Se c'è qualche problema dalla regia, se ci alza qui il volume, non sentiamo proprio nulla. Non pronto? Sente? Sì, mi sente? Ecco, adesso la sentiamo. Buonasera, con chi parliamo? Sono Franco di Udine. Buonasera, signor Franco. Buonasera, prego. Io volevo porre un problema relativamente allo SPID. Sì. Stavamo proprio adesso per parlarne, prego, scusi. Oddio, allora chiudo. No. Anzi. No, il problema è questo, ci sono queste innovazioni, questi sistemi, questi nuovi telefoni, questi smart, Allora le persone di una certa età, incluso il sottoscritto, hanno grossissime difficoltà ad entrare in contatto con le nuove tecnologie. Per lo SPID io ho dovuto farmi dare una mano da un mio carissimo amico, per 2 o 3 volte è venuto da me e mi ha insegnato, solo che non riesco a capire come, a parte Telefriuli, che io considero un emittente importante per la nostra regione, visto il TG3 che pensa solo a Trieste e basta, sarebbe possibile fare delle lezioni, delle video lezioni per insegnare alla gente a usare lo smartphone, a capire come destreggiarsi per lo SPID. Vi ringrazio. Questa è una buona idea, potremmo chiederlo proprio ai rappresentanti dell'FNP CISL. Questa è una buona idea, magari 2 minuti al giorno a puntata, voi siete qui disponibili senza che lei vada a trovare questi signori negli uffici appunto del patronato. Se passano nelle nostre sedi, i nostri collaboratori sono in grado di...
Se lei vuole andare da loro, signor Franco, e comunque qui possono No, darle il problema adesso con la pandemia che c'è Certo, è un po' difficile è meglio rimanere avere a dei casa. contatti diretti, no? Certo. Sarebbe importante che tutti gli enti pubblici, i politici inclusi, dicono dovete usare lo SPID, va bene, prendiamo lo smartphone. Io stesso ho preso lo smartphone, però mi sono trovato davanti alla mia grossa incapacità di andare avanti, no? Perché ci sono dei passaggi, uno sbaglia un passaggio e si blocca, no? Certo, deve Quindi ricominciare da sarebbe capo. interessante, Comunque molto Angelo le interessante. dirà quello che stiamo facendo Sì. per lo SPID. Ecco, Va bene. Angelo. Io chiudo la telefonata e vi ringrazio. No, occorre che chiuda, se vuole No, rimanere. grazie, grazie. Se vuole parlare ancora con Angelo. No, è qui. signor Franco, tanto la ringraziamo di questo suo problema, che è un Sì, problema è un suggerimento anche importante. comune. Sì. E infatti la CISL ha pensato anche di dare questo insegnamento a noi in prima persona, ma anche al CAF. Il CAF ancora non ha iniziato, ma questa sarebbe la nostra proposta. Sicuramente per fare lo SPID, per avere lo SPID, c'è bisogno di un telefono cellulare personale. Questo un po'. Ma il signor Franco ha detto che ce l'ha, che ha Personale. provato più Io volte. sto parlando da uno smartphone. Sì, lo smartphone personale. E lei capisce che lo smartphone, tutti gli anziani, non è che siano tutti, lo possiedono tutti quanti. E questo è il primo punto abbastanza delicato. E poi bisogna avere anche un indirizzo email, però il indirizzo email non serve che sia personale, può essere anche del nipote o di un familiare. Però, come dice lei, effettivamente i passaggi che bisogna fare per ottenere questo SPID e poi successivamente anche il riconoscimento sono dei passaggi che varrebbe la pena spiegarli. Sì. Questo è il punto. E quindi vi impegnate a cercare di trovare un metodo per poter... Intanto in casa Sì. CISL succede questo, che nel CAF ha acquisito la capacità di procedere alla identificazione. Quindi nell'insieme fra i nostri sportelli e i servizi CAF la persona viene, nel momento in cui deve rivolgersi al CAF per qualsiasi servizio... Hai sentito che preferisce non muoversi, no? Fare da casa. Però chi deve fare qualche servizio fiscale si troverà nello sportello del pensionato che l'aiuta a inserire i dati e completerà l'operazione direttamente allo sportello del CAF, quindi uscirà dall'aver fatto quell'atto di cui aveva bisogno e con l'acquisizione dello SPID. Guardi, Poi c'è la parte didattica, anche perché non basta averlo, e parlo per esperienza personale, il problema è poi prendere l'abitudine all'utilizzo, perché ogni volta viene fuori l'ansia, nel senso che mi ricordo la password o non me la ricordo, va a buon fine o non va a buon fine, perché lo SPID uno si immagina una roba fisica, invece chi l'ha provato non è una cosa fisica. E quindi giustamente bisognerebbe E comunque per avere spiegarla. l'imprinting iniziale per lo SPID deve rivolgersi o all'ufficio postale, no? Quindi una prima uscita la deve fare comunque, signor Franco. Quindi consiglio è magari prendere appuntamento, vada in patronato, in 448 le sistemano tutto e le spiegano. Ma più che il patronato al CAF o comunque gli sportelli sì, dei a patronato, pensionati. io mi confondo sempre al CAF, giusto. Gli sportelli dei pensionati che sono i più agili. Con una email e con un telefonino personale. Beh, ma Importante. l'email può essere creata anche al momento, basta avere uno strumento. Buonasera. Grazie, Va grazie, bene, grazie a lei per aver chiamato. Buonasera signor Franco. Comunque se ha bisogno, sempre qua, può lasciare il numero Però di telefono, studieremo magari se lo c'è la contattate. possibilità di fare Sì. un'operazione come questa, Ecco. didattica. Comunque può essere una Sì, buona sì. idea. Buona idea. Andiamo avanti con stava parlando Angelo dello SPID. Sì, beh, lo SPID diciamo in linea di massima, abbiamo sentito. in linea di massima abbiamo concluso, perché diciamo, il problema è l'operatività del discorso, però quello che è necessario è avere un'email, ripeto, che non necessita essere personale, però lo smartphone sì, il telefonino deve essere personale perché è il numero che bisogna appunto rispondere. Queste sono le due cose da avere, poi carta d'identità, codice fiscale e tutto si fa.
Ecco, se qualcuno non sa come fare o ha bisogno, basta che venga da noi, nei nostri sportelli, noi in qualche maniera vi diamo i suggerimenti necessari, va bene? E anche il supporto. Bene, io so che Ennio voleva parlare del bilancio della previdenza. Sì, no? ormai abbiamo fatto il callo. A ogni cambio di governo, a ogni legge finanziaria viene sempre il problema di dire ma abbiamo il sistema previdenziale, la spesa previdenziale è troppo alta in percentuale rispetto al PIL, per cui sì, l'Europa ci dice di stare attenti, l'Africa non so cosa ci dice, e quindi si rimette anche in occasione di questo nuovo governo aperta la caccia alla spesa previdenziale. Per fortuna è uscito proprio in questi giorni, ma forse ne avete già letto, uno studio che cerca di inquadrare, di definire quale spesa è previdenziale e quale assistenziale. Su questo ricordo, nella mia attività sindacale almeno da 30 anni si sta chiedendo di distinguere nel bilancio dell'INPS il costo dell'assistenza dal costo della previdenza, perché l'INPS paga tutto e poi a fine anno di per sé lo Stato dovrebbe ripianare il disavanzo. Nel 2016 era stato deciso, concordato di fare una commissione paritetica, sindacato, governo, eccetera, per selezionare come definire e dividere le spese. A tutt'oggi, dopo l'ultimo impegno della precedente Ministra del Lavoro, la Commissione non ha ancora cominciato e ci dimostra l'urgenza di fare questo, anche perché volendo ragionare in termini effettivi di spesa, anche di bilancio, anche nei confronti al di fuori dell'Italia, è opportuno che questo avvenga. Ragionando su questo mi ero fatto proprio così, per curiosità, un quadro. Allora, il bilancio della previdenza raggiunge quest'anno, nel 2020, 33 miliardi di deficit. Uno dice è una spesa eccessiva, il 17 e rotti del PIL, è una spesa eccessiva anche guardando le cifre degli altri paesi dell'Europa. Però dopo cominciamo a vedere com'è formato il passivo e vediamo che la prima voce passiva viene dalla gestione dei dipendenti pubblici, pari a buona parte come una spesa di 33,6 miliardi, perché lo Stato come datore di lavoro non ha versato i contributi. Sì, quindi è un deficit voluto questo. Poi ci sono delle altre fondi previdenziali che sono in deficit, Ferrovie dello Stato, coltivatori diretti, artigiani e i post. Mentre il Fondo Pensione dei lavoratori dipendenti privati ha avuto un attivo di 20 miliardi, in parte eroso da disavanzi di fondi speciali, perché anche lì si è speso e nessuno ci ha mai messo, e sono attive anche la Cassa dei commercianti, del lavoro dello spettacolo e anche dei liberi professionisti. Fatti i conti totali, diciamo che il sistema delle pensioni, al netto degli interventi di assistenza, che poi col Covid sono andati a dismisura, e all'ordo delle ritenute IRPAF che sulle pensioni ci sono, compresi le integrazioni al minimo, che riteniamo di considerare la spesa previdenziale anche se un'aggiuntiva, il sistema incide solo per il 12,88 del PIL, che non è più alto di nessun altro paese d'Europa. È interessante questa analisi che hai fatto. Ed è una delle cose che non si riesce mai a concretizzare. Sì, non sono conti che ho fatto io, li fanno degli istituti specializzati. Ho cercato di capire le cifre, è interessante, anche perché capendo come si forma si capisce anche come guidare la spesa e come gestire. E in questo momento in cui dobbiamo rivedere il sistema previdenziale, se non altro per il gradone che si può immaginare 2022-2023, perché verrà a non essere prorogato la quota 100,
che fra parentesi non è che abbia sfracellato il mondo, insomma, non è che... Sì, non è che ne abbiano fatti molti richiesta. No? Però c'è la necessità di costruire un metodo di flessibilità e questo è a ragionamento e in approfondimento. Serve di più cominciare a mettere in piedi una pensione di garanzia per chi non ha una carriera lavorativa. Ci facciamo un'altra piccola pausa, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Eccoci qua, ci siamo un'altra volta, ci siamo riposati qualche minuto, sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, io mi chiamo Gabriella e vengo da San Daniele del Friuli. Buonasera signora Gabriella, qual è grazie. il suo problema? Volevo sapere, voi vi occupate anche di reddito di cittadinanza e altre robe oppure solo dei pensionati? No, posso rispondere? Non abbiamo Sì, limiti. sì, prego. Non abbiamo limiti. Allora, io volevo solo sapere, io prima prendevo la carta mia, no? E prendevo abbastanza soldini. Adesso dopo me l'hanno tolta e mi hanno messo questo reddito di cittadinanza, che adesso non pesa proprio niente, ecco. Non dico neanche la cifra perché mi vergogno. Allora volevo sapere se, come mai queste brutte robe qui, ecco. Era possibile tornare ad avere la carta mia o devo rimanere con il reddito di cittadinanza? Cosa devo fare? Punto di domanda. Chissà, cara signora, che il governo che è entrato adesso magari non vari qualcosa, chi lo sa. Comunque per il momento il reddito di cittadinanza è ancora valido e per cui se uno ha bisogno deve fare proprio la domanda di reddito di cittadinanza. Sì, ma come per avere più soldini? Devo tenere quelli che ho oppure posso fare altre domande da qualche altra parte? Diciamo che la domanda che lei può fare, diciamo che il reddito di emergenza che era stato messo però esclude, se lei viene escluso se lei ha già il reddito di cittadinanza, per cui rimane solamente il reddito di cittadinanza. Ah, ecco, va bene, ok. Comunque signora, siamo tutti consci che è un istituto che va rivisto anche perché non ha centrato l'obiettivo principale che era quello di guidare al lavoro. Sono dell'idea che funzionava meglio gli istituti precedenti che erano gestiti tra l'altro dagli enti locali, quindi molto vicini alle persone ed erano in grado di incidere in maniera più precisa. E non era un qualcosa così di generico applicato anche in maniera, e l'abbiamo detto, non la può ripetere prima, approssimativa, per cui i controlli vengono fatti 3 anni dopo e vediamo ogni giorno che escono delle sorprese. Io immagino che nella volontà di rivedere lo strumento che c'è anche in questa compagine governativa, senza cancellare la parte di sostegno, perché guai se non avessimo avuto la possibilità di far vivere, però che venga ricalibrato, penso di sì. Penso di sì. Va bene, ok, grazie mille. Comunque di fronte a necessità particolari o bisogni, signora si rivolga ai servizi sociali del suo comune. Guardi, no, quelli no, perché proprio abbia pazienza, ma quelli proprio sono contraria. Perché se dovessi aspettare loro, me ne metto via, sarei già morto di fame d'amore. E allora lei vada a chiedere aiuto e a farsi dare dei suggerimenti faccia un salto dal sindacato. Faccia un salto negli sportelli nostri. Sì, infatti sono stesso con voi, per quello. Ecco. Va bene. Allora, grazie mille, buona serata e buone ceneri a tutti. Grazie, anche a lei, grazie. Grazie. E quindi l'arenga con la civole, signora. La civole con le polente. Con le polente, ecco. Grazie, arrivederci. Grazie a lei per aver chiamato, buonasera. Abbiamo un messaggio, ciao a voi da Ennio di Gemona, lo SPID l'ho fatto insieme alla signora dell'FNP di Gemona. Dopo essere andato in posta, in poco tempo lo abbiamo attivato e lo uso per accedere alla piattaforma sanitaria Sesamo e ai servizi INPS. È già disponibile il modulo OBISEM? No. Non è ancora disponibile? Ecco. Non è disponibile, però ha fatto un ottimo lavoro e ha verificato che non è complesso utilizzarlo. Però nell'accesso per esempio alla piattaforma dei servizi sanitari
si può trovare di fronte a qualche sorpresa per cui va magari a prenotare una visita oppure delle indagini radiologiche e gli dice no, siccome la sua ricetta ha due previsioni non possiamo prenderlo. Qui ho ricevuto un WhatsApp, mio marito in pensione il 1° febbraio, il primo a debito, Ivano, grazie. Non arrivo ad afferrare, cioè. Mio marito in pensione, il 1° febbraio, il primo a debito. Abbiamo avuto qualche addebito. Evidentemente deve aver avuto qualche addebito, se vuole può chiamarci, è che vedo mancano 2 minuti. In febbraio c'erano ancora dei conguagli e poi anche l'introduzione delle addizionali regionale e comunale. Quindi già possono essere quelli che hanno creato la differenza, se è una differenza con gennaio. Ecco, eventualmente vediamo se vuole riscriverci perché qui non è molto chiaro, no? Cioè, si capisce soltanto una parte. Abbiamo 2 minuti di tempo, io direi di affrontare 2 argomenti molto interessanti. Il bonus verde. Sì, allora, me ne parli tu, Angelo? Sì, allora volevo dire per quanto riguarda i principali sostegni economici che chiamiamo i bonus in generale. Chiedo scusa, velocemente, riusciamo a dare risposta? Allora, da gennaio mi è calata la pensione, come mai? 30 euro circa. Da gennaio a febbraio? Può essere tutto un ragionamento fatto sui conguagli e le addizionali regionali, comunali o regionali. Regionali o comunali. Ed è per quello che dicevo prima che se non riusciamo a mettere in condizione di avere informazioni sul proprio cedolino il pensionato, creiamo queste situazioni. Ecco, allora 1 minuto e mezzo alla fine perché poi dobbiamo dare la linea al telegiornale. Sì, velocemente. Per quanto riguarda i bonus, in linea generale sono quasi tutti rimasti, dirò quelli che interessano più che altro i nostri pensionati, per cui rimane la pensione di cittadinanza con l'ISEE fino a 9.360 dopo i 67 anni, l'esonero delle tasse TV per ultra 75 anni, il bonus verde o bonus giardini, questo penso possa essere anche importante per noi perché adesso siamo davanti ai lavori di primavera e qui per i lavori diciamo non di manutenzione normale ma di manutenzione straordinaria c'è un sconto IRPEF sul 730 del 36% pagabile diciamo in 10 anni. E dopo c'è il bonus auto con ISEE fino a 30.000 euro, bonus auto per veicoli elettrici o ibridi. Diciamo sono dei bonus che vanno da 6.000 euro a 10.000 euro e dopodiché sono tutti i lavori diciamo del 50 al 90%, 90% bonus facciate, 50% lavori di ristrutturazione che possono essere scalabili diciamo del 50% al 90% in 10 anni oppure chiesto la cessione del credito d'imposta diciamo alle banche o quant'altro. Grazie a Angelo Zanello dell'FNP CISL di Codroe, poi agente sociale, e grazie a Ennio Toniuti dell'FNP CISL di Udine. Grazie a tutti voi. Grazie per essere stati con noi questo pomeriggio. Ringraziamo anche i nostri telespettatori, ai quali diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 18:15, in diretta dai nostri studi. Arrivederci, alla prossima settimana. Buonasera. In collaborazione con FNP CISL Udine.